Adesso i 3 punti contano poco per la classifica, ma possono valere moltissimo per un altro obiettivo che in casa FC Bassano 1903. Nessuno vuole fallire: mantenere l'imbattibilità interna in campionato. Al Mercante, domani si gioca alle 15:30, se si esclude la semifinale di Coppa Veneto con l'Isola 1966, finora nessuno è riuscito a fare bottino pieno. Ci proverà domani il Carmenta, ottavo in classifica, lontano ben 24 lunghezze dai giallorossi. Mister Maino dovrà rinunciare ancora a Savio, fermo per un problema alla spalla destra, e non potrà contare neppure su Comarin, squalificato, ma come già annunciato dal tecnico dopo la vittoria di domenica, in campo quasi certamente vedremo una formazione completamente rivoluzionata. Probabilmente farò giocare chi merita anche di giocare, nel senso che quei ragazzi che magari hanno giocato un po' meno, però vogliamo finirla bene, ecco, perché c'è anche una classifica, nel senso chi deve entrare nei playoff, chi deve uscire dai playout, è giusto che rispettare tutti, insomma, ecco, sicuramente il massimo impegno ci sarà, è logico che sarà con meno tensione, ecco, come è giusto che sia. Cerca punti per la tranquillità invece il Cartigliano, di scena in Alto Adige contro il St. Georgen, che insegue i biancoblù a 3 lunghezze di distanza.